Allora, siamo con Pinuccio Falchi, allenatore del Pozzomaggiore. Mister, oggi il pareggio nel derby col Bonorva 1-1, volevo sapere se è un risultato che la soddisfa anche in ottica classifica oppure ha qualcosa da recriminare. Mi soddisfa pienamente perché sapevamo di incontrare una squadra valida dal punto di vista tecnico, una squadra anche senza dubbio scossa positivamente dal cambio dell'allenatore, dunque un pareggio giusto, valido anche per come, diciamo, per come si è disputata la gara. Insomma. Certo, noi siamo passati in vantaggio, di conseguenza aver subito un gol così in maniera un po' stupida ci penalizza, insomma, mi rode un pochino, però dico, a fin dei conti è un pareggio giusto, un pareggio secondo me che soddisfa noi, appunto perché siamo là, e soddisfa anche il Bonorva perché incontrava sempre la prima in classifica. Certo. Avete perso dopo pochi minuti Andrea Giulio per infortunio, volevamo sapere un po' come stava il ragazzo. Certo, già mi ero presentato a questa gara con qualche assenza di troppo, soprattutto riguardava il reparto difensivo. Andrea è stato male tutta la settimana, si è fatto di tutto per recuperarlo in questa gara. Dopo pochi minuti, insomma, si è fatto male e un pochino certamente ci ha complicato i piani. Diciamo che era una difesa adattata, anche se devo dire si sono comportati abbastanza bene. Certo. Io ho una squadra che è composta da giocatori utilissimi, giocatori che sono rispettosi, si applicano al massimo e dunque anche oggi è una dimostrazione, insomma, di tanto rispetto, di tanta applicazione. Certo. Mister, questo novembre è andato un po' così, però insomma 5 punti in 4 partite, avete un po' rallentato rispetto all'inizio, come dire, a 1000 insomma delle prime giornate, e volevo sapere se questi risultati così diciamo poco positivi rispetto ai primi ovviamente sono dovuti soltanto ai soli risultati oppure c'è stato anche un problema di gioco, insomma. Ma non direi, è impensabile pensare di poter disputare tutto un girone d'andata con sole vittorie. Noi sappiamo che più si va avanti mantenendo quella posizione, più ci saranno dei problemi, anche perché le squadre avversarie giustamente contro la prima classifica, diciamo, raddoppiano Certo. gli sforzi. Certo, io ho notato una leggera flessione atletica dovuta probabilmente al tipo di preparazione che io ho svolto. A me interessava partire bene, di conseguenza non ho appesantito troppo in preparazione. Adesso siamo 2 settimane che cerchiamo di riprenderci dal punto di vista atletico, ma comunque devo dire un pareggio conquistato sempre con la seconda in classifica. Certo. In casa, è una sconfitta, l'unica sconfitta contro una squadra che sta sempre nell'alta classifica, certo. Diciamo costruita per vincere, e dunque ci stanno questi risultati negativi. Le prestazioni secondo me non sono state negative, ecco, in ogni caso. Certo. Era questo che volevamo sapere, insomma. E in conclusione le chiedo, avete affrontato la Basanta nelle prime giornate di campionato, la terza se non mi sbaglio, poi da poco l'Orani, abbiamo detto il Montalbo, oggi il Bonorva. Volevo sapere secondo lei se che cosa avete in più rispetto a queste squadre oppure qualcosa che magari vi manca rispetto a loro. Ma io penso che queste quattro squadre che mi ha elencato lei, ci metto anche la Dorgalese, poi non so, probabile anche il Bonorva, sono le squadre che si giocheranno sino alla fine la promozione o i playoff, insomma queste 4-5 squadre. Io penso di non avere, diciamo, nulla di meno di loro, ma forse neanche nulla in più, insomma. Diciamo che ce la dobbiamo giocare con queste squadre, per a poco siamo tutti allo stesso livello. Certo, io mi auguro di rimanerci sino alla fine in questa prima posizione, anche perché noi forse a differenza di queste squadre siamo partiti per fare un campionato sì d'alta classifica, però non ci sono pressioni da parte della società, certo. Anche perché non siamo partiti per questo, però ci siamo ora e ce la giocheremo sino alla fine, questo fuori discussione. Va bene, allora grazie a Pinuccio Falchi, in bocca al lupo per le prossime partite. Creppi, grazie a voi.